laddove c'è una presenza dell'uomo con la pesca, con l'acquacoltura, con la vallicoltura, con l'agricoltura, che può garantire la manutenzione e la gestione corretta e programmata del territorio, vi è anche un concetto di sostenibilità ambientale complessivo, di biodiversità e un equilibrio che permette di fruire di questo meraviglioso delta del Po anche da un punto di vista turistico, dove non c'è l'uomo, dove l'uomo non può realizzare le proprie attività umane, purtroppo abbiamo solo degrado ed abbandono. La Regione infatti ha sottoscritto con noi, Consorzio di Bonifica del Delta del Po, una convenzione per eseguire i lavori e gestire i lavori nelle lagune. Questo progetto di 14 milioni di euro appunto verrà destinato alle 6 lagune e noi abbiamo questo compito di salvaguardare questo ambiente così delicato ma ricco e meraviglioso del nostro territorio. In questi territori si concentrano quelle che sono le grandi sfide del nostro paese, penso all'innalzamento del livello dei mari, quindi il cuneo salino che progredisce e anche la crisi demografica di intere comunità locali. Negli ultimi anni abbiamo visto quelli che sono gli impatti dei cambiamenti climatici nelle lagune, quindi un aumento della temperatura, un aumento della forza anche erosiva del mare che si sta innalzando anche nell'Adriatico. Ha creato problemi di circolazione dell'acqua, ma al tempo stesso abbiamo registrato fenomeni di piena molto importanti sia del fiume Po che del fiume Adige, che ha portato vari sedimenti verso il mare, all'interrimento delle lagune e anche ad un eccesso di acqua dolce in alcuni periodi negli ambienti lagunari. Siamo convinti che andando a vivificare le lagune, a migliorarne l'aspetto ambientale, di circolazione, di salubrità delle acque, il collegamento sarà diretto per chi vive e lavora nelle lagune. Le due sostenibilità economica e sociale devono essere assolutamente legate a quella che è la sostenibilità ambientale se vogliamo dare futuro ai nostri territori.